Invece ora parlare di sport. Treviso Gladiatore contro l'Entella. Il Treviso pareggia a Chiavari contro l'Entella giocando in 9 e subendo il primo gol dopo soli 40 secondi e mantiene così la seconda posizione. Il servizio di Nicola Brillo. Un Treviso Gladiatore porta a casa un pareggio dal campo dell'Entella. In 9 la squadra di mister Zanin ha agguantato il pareggio dopo essere andata sotto dopo soli 40 secondi dal fischio d'inizio. Nel fine settimana solo il Barcellona ha fatto di meglio. Un super Sartorello, un gol di Perna e un missile di Torromino da 40 metri hanno fatto il resto. Questo significa secondo posto in classifica. La doccia fredda arriva dopo 40 secondi, il lancio lungo, Lenzoni sbuca dalle retrovie e batte Sartorello in uscita. Per il Treviso non è facile riprendersi e l'Entella si fa vedere di nuovo con Carcià. Al 13° il pareggio biancoceleste, angolo di Spinosa, Perna anticipa tutti di testa e segna. Al 23° finisce a terra in area Giorico, episodio dubbio. Poi l'Entella si fa pericoloso con Lenzone di testa ma la palla finisce alta, Staiti entra in aria e Paoli tocca di mano, per l'arbitro a rigore che Sartorello para. Il raddoppio dei padroni di casa arriva un minuto dopo da calcio d'angolo con Rosso che di testa insacca la porta biancoceleste. Nel secondo tempo il Treviso pigia sull'acceleratore e si fa vedere al 53° con Perna, poi Di Girolamo su punizione. Al 70° la doppia espulsione di Perna e Paoli. Il Treviso resta in 9 ma continua a spingere. L'Entella si fa pericolose 2 volte con Lazzaro ma para Sartorello. All'87° Torromino con un colpo dei suoi da 40 metri mette la palla nel 7 e sigla il 2-2 finale. La squadra ha capito il momento e siamo sacrificati tutti per riuscire a portare a casa questo punto che deve farci sperare per il futuro. Ormai le abbiamo incontrate quasi tutte, manca il Montichiari e sappiamo che se il Treviso fa il Treviso anche quest'anno riusciamo a toglierci qualche soddisfazione. Noi abbiamo ottenuto grandi risultati fino adesso attraverso queste prestazioni, anche migliori, qualcosa che un po' meno, però questo è il nostro modo di affrontare il campionato. Se non è promossa con giocatori non molto esperti di categoria, però siamo lì a dar fastidio davanti e ci teniamo a rimanerci. L'unica cosa è che adesso abbiamo bisogno appunto di un grandissimo entusiasmo, vorrei un po' di più entusiasmo intorno alla mia squadra che è seconda in classifica e a volte invece lavoro proprio per dargli ancora più carica a questa squadra. Continuiamo con lo sport.